Sì, grazie, buongiorno a tutti. Un saluto anche a coloro che sono collegati da casa. Oggi vi do le informazioni, quindi il bollettino quotidiano, poi vi lascio alcune considerazioni, dopodiché lascio la parola all'assessore Lanzarin e poi all'assessore Bottacci per delle comunicazioni importanti. In particolar modo l'assessore Lanzarin ha degli aspetti che poi io introdurrò, ma poi approfondirà lei nella sua parte di comunicazione. E vi dico che intanto con i tamponi siamo arrivati a 337.000. Questa mattina peraltro sono 337.000, sono 9.047 per l'esattezza in più rispetto a ieri. Vi dico che stamattina abbiamo parlato tanto di tamponi perché abbiamo già un piano di rafforzamento che parte da una base. Noi speriamo di metterlo in piedi questo piano alla volta di fine estate per 30.000 tamponi al giorno, cioè comincia a diventare veramente, come vi ricordate, ho detto schiereremo l'artiglieria, però posso anche già aggiungere, vi lascio così, stuzzico un po' anche la curiosità, che forse se riusciamo, insomma, andiamo giù di artiglieria pesante oltre i 30.000, per cui abbiamo anche alcune sorprese che stiamo tentando di mettere in piedi sempre rispetto ai tamponi. Gli isolamenti sono 7.661, calano di 225, 7.661, meno 225, sempre rispetto a ieri. Numero dei positivi sono 17.825, sono esattamente 117 in più rispetto a ieri. Qui vi devo ricordare che noi abbiamo previsto, sostanzialmente, ve la faccio breve senza spiegarvi tutto il piano, che nel giro di 15-20 giorni si ripassino sempre tutti gli ospedali e tutte le case di riposo. E questo vuol dire che soprattutto nelle case di riposo, in particolar modo nelle case di riposo, in alcune case di riposo, purtroppo la raccolta dei positivi non ha cessato, visto e considerato che ci sono ancora dei positivi che emergono. Considerate che il tampone becca la positività, vi dico dati che ci dicono dalle microbiologie, becca la positività già al 6-7 giorno dell'avvenuto contatto. Invece la saponetta, il test rapido, becca il positivo dal 11° giorno, il che vuol dire che questi più 117 sono probabilmente dei negativi che avevamo già ricoverati, che si sono positivizzati, e quindi quando noi li abbiamo testati la prima volta erano nel limbo dei 7 giorni. Questo anche per darvi una lettura e un senso dei dati, perché se diciamo sono aumentati i positivi in Veneto non vuol dire niente. Invece a noi interessano due dati: questo, 1156 ricoverati, e sono 31 in meno rispetto a ieri, cioè vuol dire che diminuiamo le persone in isolamento, aumentano i positivi, ma diminuiscono le persone in ospedale. Capite che questo è il dato che ci interessa, perché se uno arriva in ospedale vuol dire che è malato, altrimenti no. E vabbè, c'è anche il caso del sintomatico che sta a casa, per carità, però questo è l'indicatore, questa è la patologia nella fase acuta che ha bisogno di cure ospedaliere. 1156 meno 31. E poi le terapie intensive, guardate, era un miraggio a metà marzo vedere questo numero, 114, sono meno 6 anche oggi. Vi ripeto, vi ricordo, qualcuno dice ma dice spesso delle cose che sappiamo, repetita iuva, no? Vuol dire che questi sono pazienti che sono nei nostri ospedali da 3-4 settimane, mediamente non sotto le 3 settimane. Stiamo parlando di pazienti che entrano ovviamente nelle terapie intensive dopo aver fatto infettive, subintensive e se la storia si complica ovviamente intensive. Non vi nego che voglio portare qui alla conferenza stampa, appena sarà finita questa fase diciamo più importante, di volta in volta portarvi un esperto delle infettive, un esperto delle terapie intensive, in maniera tale che abbiate anche uno spaccato di cosa vuol dire vedere in faccia uno dei nostri operatori e rendere omaggio per suo tramite a tutta la squadra che c'è.
Dimessi sono 2559, sono 51 in più rispetto a ieri. Quindi non si entra più in ospedale perché sono in negativo il carico, calano le terapie intensive, calano i ricoverati e aumentano i dimessi. Quindi due dati positivi, calo di ricoverati e aumento dei dimessi. I morti sono 1124, sono 22 in più rispetto a ieri, in totale sono 1437, quindi 1124 i morti in ospedale, 1437 i morti in totale, più 22. Sui morti volevo dirvi una cosa, adesso ho fatto anche fare un'indagine interna e siamo arrivati al bando della matassa. Insomma, girano degli audio su WhatsApp che sono imbarazzanti. C'è un audio che gira che dice che tutti ovviamente si scambiano, ma capisco i cittadini, se uno non sa le dinamiche, c'è uno che dice a un altro, una persona che dice a un'altra persona, quel signore in quel contesto, mio parente, è morto, le pompe funebri hanno detto che è morto di coronavirus, i miei parenti hanno obiettato non è morto di coronavirus ma è morto perché era un malato terminale, e la pompa funebre ripete, noi dobbiamo catalogarli tutti come coronavirus perché qui in Veneto c'è la strategia di aumentare i morti. Guardate, primo, le pompe funebri non fanno nessuna classificazione, tanto per cominciare. Due, è gravissimo che si sia diffuso questo audio, e chi lo ha diffuso comunque ne renderà conto, ve lo posso garantire io, perché diffonde inquietudine. Tre, cioè non esiste che si dica che quello che fa l'incidente stradale viene dichiarato morto come coronavirus. Ci sono dei parametri tecnico-legali per i quali i pazienti hanno una loro classificazione nel momento in cui ci fosse un decesso, che è prevista secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, punto. Allora, non è che si può rivendicare la trasparenza, siamo l'unico paese che piaccia o non piaccia e siamo l'unica regione che emette i bollettini ogni giorno. Provate a informarvi ad esempio quanti bollettini vengono emessi in alcuni paesi tipo il Giappone, no? Piuttosto che la Gran Bretagna o la Svizzera o da altre parti. Non mi risulta che emettano il bollettino quotidiano. È una scelta, per carità, rispettabile. Non discuto la qualità delle loro sanità, ma dico non si venga a chiedere trasparenza, numeri e tutto, e poi quando ti danno i numeri dici ma sono numeri così perché tanto li fanno per fare i bollettini. No, non funziona così. 98 i nati, ieri erano 77, oggi 98. Allora, due brevissime considerazioni prima di andare via. Tanto ringrazio i sindaci dei capoluoghi, ma comunque l'Anci Veneto, e avevo parlato in più occasioni con il presidente Conte dell'Anci Veneto, quindi sindaco di Treviso, e ho visto che loro hanno fatto un documento di sostegno nell'approccio alla fase 2, no? Che è una fase 2 che è una fase complicata, che è quella che io definisco della convivenza, e i sindaci dicono, vogliamo dire al Presidente del Consiglio che si abbia sostanzialmente l'ente regionale come riferimento, quindi li ringrazio per questa nota che ho visto ieri pomeriggio, l'ho vista io in ritardo, quindi volevo ringraziarli. In generale le strade, vi ricordate quando mi hanno fatto la polemica dicendo che io esageravo a dire che il lockdown non esiste più? Il lockdown non esiste più, ma vorrei ricordarvi che non è colpa dei cittadini che vanno a passeggiare per i campi. Le strade sono piene di camion, furgoni e lavoratori che si spostano, che sono esattamente lì perché il governo, approvando i codici Ateco, le deroghe e i silenzi assensi, ha permesso, secondo me, bene, l'apertura. Ma lo dico perché non è che funziona che tu fai il decreto e poi dici che ci sono le macchine in strada in Veneto perché Zaia le ha liberate, no? Assumiti almeno la responsabilità che io condivido come principio, no? Hai dato aperture, ben venga, ma non anche far finta di non sapere che queste aperture sono esito di un DPCM, non di un'ordinanza. Dopodiché, dico, noi abbiamo fatto un grande atto di responsabilità come Veneto, l'abbiamo sempre dimostrato. Io dico anche di fiducia nel firmare le ordinanze, perché poi sulle ordinanze rispondo io, hanno solo la mia firma le ordinanze, non hanno altre firme. Io invoco sempre il senso di responsabilità.
Guardate, a me fa specie e posso dire, mi colpisce che molti ragazzi mi segnalano casi isolati, perché non bisogna generalizzare, di chi ancora non ha capito che la mascherina non è un obbligo di legge, è una salvezza. Cioè, direi che per assurdo dovremmo anche cancellare tutte le leggi sulle mascherine, perché dovrebbe essere come quando si esce di casa, non c'è nessuno che esce nudo, no? Ci si veste, non serve fare una legge per gli indumenti. E direi in egual misura è fondamentale ricordare ai cittadini che è fondamentale la mascherina. Attenzione, noi stiamo lavorando per cercare di fissare in maniera proprio plastica 2 dati: ricoverati e terapie intensive. Al di là di tutti i grandi discorsi che fanno i professori, c'è un numero oltre il quale noi non ci possiamo permettere di essere liberi? Sì, c'è, stiamo cercando di identificarlo nelle curve e dire: guardate ragazzi, con molta trasparenza, noi non abbiamo dossier segreti. Raggiunto questo numero di terapie intensive e questo numero di ricoverati, si torna a chiudere. Cioè non ci sono alternative. Non vorrei che qualcuno si fosse fatto l'idea che tutto è finito. Noi dobbiamo convivere con il virus. Secondo me è assolutamente possibile affrontare tutta l'apertura, questo è poco ma sicuro. Io non posso, come si può dire, comprendere che si possa pensare che il parrucchiere e la parrucchiera siano un problema e le case da gioco non lo siano. Non posso pensare che entrare in un pullman in 15 su 35 metri quadrati non sia un problema e siano un problema 2 persone che contemporaneamente entrano in un negozio di 40 metri quadrati. E così molto altro ancora. Quindi, per non innescare una guerra tra poveri, continuiamo a dire: investiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini. La mascherina è imprescindibile. Quindi la mascherina devi portare per 3 motivi. Il primo, mascherina, igienizzazione delle mani e guanti e il discorso del distanziamento sociale. Primo motivo, metti in sicurezza la tua salute. Secondo motivo, metti, e non sono nell'ordine di importanza, metti in sicurezza la salute degli altri. Terzo motivo, se non te la metti avremo ricadute e dovremo riprendere in mano la partita delle restrizioni. Sia chiaro, e ve lo dico tutti i giorni, che deve restare agli atti che non siamo assolutamente convinti del fatto che il virus se ne sia andato, che il pericolo della reinfezione è reale e anche di nuovi focolai. Questo è quello che dico io. Come evitare questo? Con la messa in sicurezza dei cittadini, rispettando le regole e facendo insomma quello che ogni buon padre di famiglia farebbe. E ringrazio tutti quelli che hanno aderito con senso di responsabilità al tema dell'asporto, perché voglio ricordare che sarebbe stata una grande tentazione, no? Di dire apro la pizzeria per asporto e poi di fatto maschero anche un servizio diverso. Invece vedo anche dei ritorni di chi controlla che l'asporto viene interpretato nella maniera giusta. Si prenota, si va a ritirare e si va a casa a consumare. Si va da soli, non si va accompagnati. E questo penso che sia un bel segnale. E dico su questo fronte che è da esaltare la creatività dei veneti. C'è qualcuno che è riuscito a fare lo spritz da asporto, non so se avete visto. Sottovuoto ho messo un'oliva con lo stecco, una fetta di limone o di arancia sempre sottovuoto e la piastrina di spritz surgelato in maniera tale che non si porta a casa la busta e poi solo i veneti possono far così. E quindi penso che ancora una volta ne viene fuori la creatività, la genetica, il sapersi arrangiare e il senso di responsabilità. Adesso abbiamo una grande sfida, ed ho chiuso, che è quella di fare in modo che non ripartano focolai. Quindi minimo, ma veramente minimo, ma imprescindibile, la mascherina, che si deve portare bene, comprendo naso e bocca. Vi lascio l'assessore Lanzarin e lei vi darà un'informazione importantissima. Noi abbiamo approvato ieri in unità di crisi il piano di riapertura degli ospedali. Dico questo, non troverete più la modalità di accesso negli ospedali che conoscevate prima, che conoscevamo prima. Ci sarà ovviamente l'obbligo di portare la mascherina entrando in ospedale,
gli ingressi saranno assolutamente 7 gol qua con il nastro isolante. Gli ingressi saranno assolutamente diminuiti, quindi non si entrerà più da tutte le parti. Sapete, i nostri ospedali erano un po', come si può dire, un alveare, no? Entravi e uscivi, ma ci saranno dei controlli agli ingressi, poi l'assessore vi spiegherà tutto. A me interessa dire che la filosofia è quella di mettere in sicurezza i cittadini. Primo riferimento sono i ricoverati, quindi ognuno, ma lo stiamo già facendo, dovrà essere tamponato e testato prima di poter essere stabilizzato, cioè verrà ricoverato ma avrà un limbo nel quale il suo ricovero sarà in attesa del test. Ma a me interessa dire e pregare i cittadini di valutare fino in fondo, e poi vi dirà anche alcune misure l'assessore Lanzarin, del fatto che l'ospedale è un luogo nel quale i virus e i batteri sono più presenti. È inevitabile, no? Non è che ci vuole una laurea in medicina per capirlo. Se vai in officina meccanica è ovvio che trovi il grasso delle lavorazioni, piuttosto che vai in falegnameria trovi la segatura, no? Ecco, in ospedale trovi i virus e i batteri. Quindi ovviamente grande lavoro di squadra con i medici di base, con il territorio, con tutto quello che si può fare, ma in ospedale bisogna accedere solo in caso di vera necessità. Non voglio dire che prima ci andassero a fare una passeggiata, però abbiamo capito ad esempio che andare a trovare un parente si va da soli, senza portare tutta la comitiva o tutto il giro della scopa che vuole andare a trovare l'amico, piuttosto che il club di calcio o quelli dello spiedo, queste robe qua. Non funziona più così. È un luogo di cura, è sacro, dobbiamo mettere in sicurezza la salute per prima dei pazienti che in quel momento hanno una salute cagionevole e quindi sono ancora più esposti al virus. Dall'altro ovviamente penso agli accessi di pronto soccorso, i veneti hanno già dato una dimostrazione, gli accessi sono calati da 4.500 al giorno a 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, che è la dimostrazione che si è capito che il rischio è alto. Io ho l'obbligo di dirvi solo questo. Vi ringrazio, torno in videoconferenza e vi lascio l'assessore che vi dà una descrizione di cosa accadrà negli ospedali dal 4 di maggio. Grazie e buongiorno. Grazie Presidente, Assessore Lanzarin. Ovviamente il documento che vi illustra l'assessore vi verrà diffuso successivamente, che è quella circolare andata oggi alle US. Sì, allora, come diceva il Presidente, è stato approvato ieri in unità di crisi, oggi penso che sia già partita la lettera ufficiale a tutte le aziende sanitarie con le linee di indirizzo, questo per far sì che dal 4, quindi da lunedì, si ritorna a una normalità per quanto riguarda, gestita in maniera diversa, come diceva il Presidente, per quanto riguarda le attività ospedaliere, sia di ricovero ma anche quelle ambulatoriali. Se vi ricordate c'era stata una nota del 13 di marzo che aveva sospeso fino al 16 di aprile le attività ospedaliere, ha mantenuto solo le emergenze e urgenze e anche le prestazioni, quindi la specialistica, erano state mantenute solo le visite di urgenza, ossia quelle entro le 24 ore e quelle entro le 10 ore. Erano state sospese invece tutte quelle differibili o programmabili. Poi era stata prorogata questa misura fino al 4 di maggio. Il 4 maggio riprendono invece le attività come antecedente, quindi emergenza Covid. Cosa succede? Succede allora che chiaramente, come è stato detto, l'ospedale rimane un territorio da monitorare e da gestire e organizzare con la massima attenzione, dove l'allerta deve essere massima, proprio perché abbiamo capito insomma che questo, come le case di riposo, sono dei luoghi in cui il virus purtroppo entra con facilità e quindi creando anche situazioni come abbiamo visto, e quindi deve cambiare un po' la filosofia dell'organizzazione, degli accessi, della predisposizione. E quindi noi con questo documento, che è stato un documento appunto redatto dalla Direzione Sanità con anche poi il supporto di tutte le aziende sanitarie che hanno fatto delle osservazioni, conoscendo anche un po' la situazione poi sul campo e in loco, diamo delle linee di indirizzo proprio per la gestione degli ingressi, dei reparti, delle sale d'attesa, delle sale operatorie, dei spazi comuni, degli ambulatori e dei pronti soccorsi. Quindi troverete poi nel dettaglio anche
tutte queste enunciate appunto differenziazioni e gestioni. Io vi do solo alcuni cenni rispetto a quello che contiene il documento, poi lo potete leggere, è un documento molto articolato. Quindi rivediamo tutto il discorso degli accessi negli ospedali, evitando che ci siano molti accessi, quindi limitando negli ospedali che avevano tanti accessi anche a 2 accessi. Gli accessi sono presidiati da personale sanitario che deve accurarsi di chi entra all'interno dell'ospedale con gli accorgimenti che oggi sono previsti, quindi misurazione della febbre, i dispositivi, quindi le persone che entrano devono avere dei dispositivi, viene misurata la febbre e poi hanno i dispositivi, quindi guanti e mascherine. Ogni singolo ospedale sarà dotato di mascherine per i visitatori se non arrivano con la mascherina da casa, e sono le mascherine che ci vengono consegnate alla Protezione Civile, quelle Montrasio, che abbiamo già previsto di consegnare negli ospedali, no? Però se uno ha la propria mascherina utilizza la propria mascherina. Rivediamo gli spazi, quindi cercando di far sì che non ci siano più spazi di fronte agli ambulatori con grandi spazi, quindi, e con l'accumulo e l'aggregazione di tanta gente, perché le visite saranno solo su prenotazione, su appuntamento e su prenotazione, dilazionate, quindi ogni 15 minuti, con la possibilità che le persone arrivino solo con un accompagnatore, soprattutto per quelle persone che sono anziane, bambini, disabili, altrimenti la persona dovrebbe arrivare in ospedale per la prestazione da sola, quindi evitando momenti di aggregazione, momenti di questo tipo. Le prenotazioni si fanno con attività di remoto il più possibile, quindi telefonate, attività appunto di remoto di questo tipo, in modo da non, anche qui, che non ci siano momenti di aggregazione di fronte ai CUP, di fronte appunto agli sportelli di prenotazione. Per quanto riguarda i ricoveri, quindi sia le persone che accedono tramite pronto soccorso, quindi che arrivano per emergenza o urgenza, sia i ricoveri programmati. Allora, per quanto riguarda le persone che arrivano dal pronto soccorso, rimane il triage separato, quindi prima di entrare al pronto soccorso passano attraverso i triage che sono stati già predisposti, si verifica se hanno sintomi di un certo tipo fanno un percorso, se invece non hanno sintomi vanno nel pronto soccorso, insomma nelle sale d'attesa, sempre con mascherine, guanti, con tutto quello insomma che abbiamo già previsto, con tutte le norme di gel, di igiene, di sicurezza che abbiamo già previsto e che conosciamo bene. Prima di qualsiasi ricovero, quindi sia i ricoveri programmati, sia i ricoveri di emergenza e urgenza che arrivano al pronto soccorso, predisponiamo il tampone. Noi abbiamo previsto che dovremo fare circa 1600 tamponi al giorno rispetto alle persone che ricoveriamo in tutti gli ospedali giornalmente, quindi 1600-1700. Quindi verrà effettuato il tampone nasofaringeo e mentre che la persona aspetta l'esito del tampone non sarà mandata in reparto, ma prevederemo degli spazi isolati per avere l'esito del tampone. Prima appunto che la persona sia ricoverata in qualsiasi reparto oppure accede ad altri spazi, ci saranno previsti degli spazi isolati per attendere l'esito del tampone. Questo per evitare appunto che arrivino delle persone in reparto in attesa del tampone e poi dal tampone insomma vediamo che sono persone con positive, quindi proprio per evitare più possibile quello che può essere appunto nascere di focolai all'interno di reparti o di quant'altro. Lo stesso per gli interventi chirurgici programmati. Gli interventi che sono programmati, chiaramente la persona che ha un intervento chirurgico sarà chiamata un giorno prima per fare il tampone, ci sarà l'esito del tampone e poi l'intervento programmato. Quindi tutte le persone che entrano in ospedale per pronto soccorso, emergenza, urgenza e poi hanno bisogno di ricovero, oppure le persone che anche entrano per interventi programmati chirurgici eccetera, sarà effettuato il tampone. Questo per mettere in sicurezza la persona ma anche tutto il resto, e questa ci sembra una linea molto importante insomma di attuazione.
Per quanto riguarda invece il discorso della programmazione delle visite specialistiche che sono state chiaramente sospese, qui c'è delle attività che sono state già riprogrammate da alcune aziende, poi c'è un'attività di riprogrammazione che assieme ai medici di medicina generale stiamo facendo, cioè i medici di medicina generale su questo insomma ci stanno dando una grossissima mano, stanno riprendendo tutte le prestazioni che non sono state effettuate e riprogrammandole proprio per poter permettere appunto che poi ci sia insomma l'espletamento di tutte queste prestazioni. Le prestazioni ambulatoriali però ove possibile, e abbiamo già delle situazioni che si sono già concretizzate, penso allo IOV come anche a Padova, incentiviamo il più possibile le visite da remoto e quindi le visite a distanza, telemedicina, visita a remoto, chiamiamole come vogliamo, quindi attraverso il telefono, la videochiamata o la videoconferenza. Stiamo vedendo che questa è una prestazione ed è una situazione che sta funzionando, anche apprezzata, ci dicono, lo stanno facendo per le visite di controllo, in alcuni casi per i follow-up, dove è possibile, chiaramente non sempre, però visite di controllo, follow-up in alcuni casi è fattibile, è possibile farlo. Sia lo IOV sia l'azienda ospedaliera di Padova le stanno già facendo e ci dicono insomma che sono anche apprezzato, quindi questo diventa anche un momento importante perché è una novità, ma una novità che probabilmente può entrare anche poi in quella che è una programmazione insomma più standard. Queste sono le linee di indirizzo che voi troverete in questo documento. Chiaramente accompagnato a tutto questo c'è una formazione continua di tutto il personale sanitario, formazione rispetto a tutte quelle che sono le misure di sicurezza, le misure di igiene pubblica, le misure che si devono adottare. E questo è quello che succederà dal 4 in tutti gli ospedali del Veneto e anche in tutta l'attività privata accreditata, quindi in tutto il panorama sanitario del Veneto. Per quanto riguarda invece gli ospedali Covid, quindi gli ospedali che sono stati individuati in ogni singola azienda, e li possiamo anche ricordare che sono un reparto a Briuno, per quanto riguarda l'USL Trevigiana, Vittorio Veneto e San Camillo a Treviso, poi abbiamo Dolo e Villa Salus a Mestre, abbiamo Jesolo per quanto riguarda l'orientale, abbiamo Trecenta per quanto riguarda l'USL Polesana, Schiavonia per l'azienda Eugania e l'azienda ospedaliera di Padova, Sant'Orso per la Berica e la Pedemontana e Villafranca e una parte di Borgo Roma per invece l'USL Scaligera e l'azienda ospedaliera di Verona. Questi continueranno ad avere i propri reparti Covid, ma mano a mano ritorneranno anche questi nella piena funzionalità. I direttori di queste singole aziende stanno predisponendo i piani specifici perché c'è chi riesce a rientrare diciamo a pieno subito, chi invece avendo più pazienti o ancora tanti pazienti Covid li deve comunque dilazionare in maniera un po' più forte quelle che sono appunto il ritorno a quella che è la normalità e all'ordinarietà e quindi anche questi ospedali insomma con i tempi previsti ritorneranno alle funzioni che erano prima stabilite e qui ripetiamo quello che il Presidente ha sempre detto e abbiamo sempre detto anche i sindaci. È chiaro che la programmazione che era prevista da schede ospedaliere per questi ospedali ritornerà da programmazione. Su questo abbiamo sempre dato conferma, lo ribadiamo se necessario.